come è possibile, partendo anche dalla vostra esperienza del Sermig, aumentare, affinare questa sensibilità del fare casa nel mondo giovanile? Insegnando loro ho il perno che è l'ascolto. L'ascolto consente di avvicinare le persone e dare loro casa. Qualunque persona tu ti possa trovare a fianco, dicendo qualunque persona, però partiamo dalle esperienze fondamentali, cioè in famiglia, staccarsi dai mezzi di comunicazione che sono telefonini, tablet e tutto il resto e cominciare a fare casa con le persone che hai accanto, a scuola, in ufficio, per poi aprire il cuore a tutte le occasioni e tutte le storie che incontri nella tua vita. Che tipo di casa cercano i giovani? I giovani cercano una casa vera, sono mediamente stufi di sentire parole e vogliono cercare testimonianze concrete. Quindi noi abbiamo una responsabilità pazzesca perché dobbiamo dar loro la certezza che quello che ascoltano sia vero. Se questo è vero, loro si danno al 100% e quindi a quel punto sono loro che convincono gli adulti che il percorso è fattibile, che si può fare una vera rivoluzione H24 dell'accoglienza e essere casa. E gli adulti come possono accompagnare i giovani nel aiutarli a riscoprire questa dimensione di appartenenza ad una casa grande, come può essere il mondo, come può essere la presenza dell'altro nella propria vita? Gli adulti devono essere anche loro veri al 100%. Mettersi in testa che la responsabilità è grande e non si può barare mai, perché recuperare un passo falso è difficilissimo e poi avere l'umiltà di imparare anche dai giovani, perché se i giovani si mettono in gioco e noi nonostante le nostre muri, le nostre difficoltà riusciamo a seguirli, ad accompagnarli, a prendere anche coraggio da quello che fanno, abbiamo già cambiato il mondo.